Questo è Giovani e Futuro, il podcast ideato e promosso da Fondazione Engine. Qui raccontiamo dati, idee e soprattutto le voci emerse dalla seconda edizione dell'Osservatorio Nazionale Permanente Giovani e Futuro. Un progetto che mette in dialogo formatrici e formatori, dirigenti, partner, aziende, allieve e allievi per raccontare il futuro della formazione e il rapporto tra i giovani della generazione Z e il mondo che li circonda. In ogni puntata affrontiamo un tema diverso, attraverso le voci di chi la formazione professionale la vive, la costruisce e la attraversa. Mi chiamo Angelo Scarafiotti e questa è la puntata 2 di Giovani e Futuro. Già dallo scorso episodio abbiamo iniziato a esplorare i risultati dell'osservatorio. Oggi continuiamo il viaggio, entrando ancora di più nel vivo dei dati e delle interpretazioni. Questa analisi non si limita a raccogliere i numeri, ma prova a leggere in profondità i cambiamenti che stanno attraversando le nuove generazioni. Dai risultati emerge un quadro chiaro. I giovani stanno crescendo in un mondo che cambia rapidamente, dove molti punti di riferimento tradizionali sembrano avere perso forza e il futuro è sempre più difficile da immaginare. È come intraprendere un viaggio con una mappa che però non è più aggiornata. Da qui vogliamo partire, da una sensazione diffusa di incertezza ma anche dalla nascita di nuovi modi di orientarsi. Oggi parleremo di come i giovani costruiscono il loro sguardo sul mondo, cosa significa immaginare il proprio futuro e come cambia il rapporto con gli adulti. A guidarci saranno come sempre 3 voci. Il professor Daniele Marini, che ha curato l'indagine e ci aiuterà a interpretare i dati, Suor Manuela Robazza, presidente Confap, che ha contribuito ad ampliare e diffondere il progetto, e infine Gaia Tozzato, allieva di Engine Veneto, perché come sempre la loro voce è necessaria a orientarci davvero all'interno di questo progetto. Diamo quindi il benvenuto al nostro primo ospite, professor Daniele Marini, sociologo dei processi economici all'Università di Padova e curatore della seconda edizione dell'Osservatorio. Professore, innanzitutto grazie per essere con noi. Ecco, inizierei subito dall'indagine. Daniele, come si rapportano i giovani al futuro? E perché il futuro è il presente è il titolo dei risultati? Ciao Angelo e un saluto a tutte e a tutti. Vi ringrazio per l'invito a presentare questa nuova ricerca dell'Osservatorio su Giovani e Futuro. Perché il futuro è il presente? Innanzitutto perché riuscire a fare previsioni sul futuro anche di medio termine è oggi praticamente impossibile. La velocità con cui accadono e avvengono degli avvenimenti che cambiano in modo anche radicale, talvolta pensiamo alla questione delle guerre qui ultime in Medio Oriente, fanno sì che gli scenari stiano evolvendo in modo continuativo e quindi questo, se mi si passa la battuta, ci dice che l'unica certezza di cui disponiamo è l'incertezza. E questo è anche un frutto delle nuove tecnologie che noi stiamo utilizzando, tecnologie digitali. Basta pensare al flusso di informazioni a cui siamo quotidianamente immersi e sommersi, che fa sì che il tutto si concentri appunto nel presente e quindi questo impedisce a qualsiasi persona e soprattutto alle giovani generazioni che nascono e sono socializzate a questo mondo di fare delle previsioni di medio e lungo periodo. Nella ricerca si notano differenze nette tra giovani, generazione Z e adulti. Secondo te, quali sono i principali cambiamenti? Cosa ci dicono i dati? I risultati della ricerca dell'ultimo osservatorio ci raccontano come esista fra la cosiddetta Gen Z, cioè i giovani nati a cavallo tra la fine del secolo scorso e i primi 10 anni di questo, un cambiamento, diciamo, non tanto o non solo nell'ordine dei valori, cioè nella gerarchia dei valori, perché per tutti la famiglia, per esempio, è l'aspetto più importante, seguito dalla cura della salute piuttosto che dal farsi una cultura e così via. Ma quello che cambia è, diciamo, il peso che viene assegnato a queste diverse gerarchie di valori, nel senso che mentre nelle generazioni precedenti esisteva una vera e propria gerarchia anche fra gli stessi giovani, per cui ai primi 3 posti nelle ricerche del secolo scorso le giovani generazioni mettevano la famiglia, il lavoro e gli amici. Poi tutte le altre dimensioni avevano un punteggio molto più basso e alla fine della classifica.
Per le giovani generazioni attuali invece tutti questi valori hanno il medesimo peso sostanzialmente. Quindi che cosa ci dice? Qual è la diversità? La diversità è che le giovani generazioni odierne cercano un equilibrio fra le diverse dimensioni di vita. Ne abbiamo già parlato nella puntata precedente, ma è importante approfondire un tema centrale, quello degli adulti sbiaditi. Più del 50% dei ragazzi dice di dialogare con gli adulti, ma spesso senza comprendersi davvero. Solo una parte li considera un vero punto di riferimento. Che cosa ci dice questo dato sul rapporto tra giovani e adulti oggi? Innanzitutto è in linea con la cosa che dicevamo prima, cioè sulla orizzontalizzazione dei valori. Anche qui la famiglia è vero che è importante, però i genitori, diciamo così, hanno perso quell'aurea di autorevolezza e a volte anche di autorità, come era in passato, anche agli occhi delle giovani generazioni. Per cui il punto di riferimento, cioè i genitori in questo caso, lo sono nella misura in cui sono in grado di entrare in dialogo e in relazione con i propri figli. Questo è l'elemento più complicato oggi perché per le giovani generazioni e per gli adulti i linguaggi sono cambiati. Sono cambiati in che senso? Perché i valori di riferimento a cui gli adulti erano abituati oggi per le giovani generazioni assumono delle altre dimensioni. Ecco quindi che in questa mancanza, diciamo così, di comunicazione e di senso comune rispetto alle diversi aspetti della vita, fa sì che agli occhi dei giovani gli adulti siano appunto sbiaditi, cioè non vengono più riconosciuti come quel punto di riferimento e di confronto e di relazione come le poteva essere, diciamo, più in passato rispetto ad oggi. E quindi ecco che sono alla ricerca comunque di relazioni, ma con figure che siano per loro significative, cioè che riescano a comprendere e a parlare i loro linguaggi. Grazie a Daniele Marini e ora diamo il benvenuto alla nostra seconda ospite di oggi. Buongiorno Suor Manuela Robazza, grazie per essere qui con noi. Dunque, questa seconda edizione dell'Osservatorio si è ampliata grazie al contributo del CIOFS, coinvolgendo più realtà e più allieve e allievi. Perché è così importante allargare lo sguardo e dare sempre più spazio alle necessità dei giovani? Bene, buongiorno a voi e grazie di questa opportunità che mi sembra molto preziosa e molto interessante. Perché è importante allargare lo sguardo e dare sempre più spazio alle necessità dei giovani? Ma perché è un bisogno, io lo dico anche come salesiana, se mi permettete. Don Bosco diceva che in ogni giovane, anche il più disgraziato, c'è un punto accessibile al bene, ma lui diceva anche che con i giovani è importante lavorare, camminare e vivere non solo per i giovani, ma con i giovani. Allora a me piacerebbe che sempre più adulti sentissero che è indispensabile tenere i giovani come interlocutori, come soggetti importanti con i quali fare un percorso. Smettiamola di stare in cattedra e pensare che i giovani debbano sempre solo ascoltare e ascoltarci. No, loro sono soggetti molto attivi e importanti da tenere in considerazione. Come già anticipato, dall'indagine gli adulti appaiono sbiaditi, ma per fortuna i genitori sono pur sempre il primo riferimento dei giovani. È quindi fondamentale per la scuola migliorare i rapporti con le famiglie. Sì, uno degli aspetti che mi ha molto colpito in questa ricerca è proprio questo, che sia negli anni '80 sia oggi la famiglia rimane al primo posto per i giovani, come valore, come riferimento, come importanza. E quindi mi sono detta che dobbiamo tenerne conto, non possiamo non tener conto di questo dato. Innanzitutto perché c'è bisogno di qualcuno che si prenda cura, oltre che dei nostri giovani, anche delle loro famiglie, perché anche le famiglie sono quegli adulti sbiaditi o comunque quelle realtà smarrite e disorientate, non solo i giovani. Quindi che ci si prenda cura delle famiglie è molto importante. Ma l'altra faccia della medaglia è proprio che
ci rendiamo conto dell'importanza di essere noi stessi famiglia per i nostri giovani, perché tante volte quegli adulti non solo sono sbiaditi, ma sono anche assenti. Allora noi non possiamo non tener conto di questa assenza e dobbiamo essere capaci di essere famiglia per i nostri giovani, di essere padri, madri, fratelli e sorelle, non solo padri e madri, anche fratelli e sorelle, essere quei riferimenti importanti per loro, di cui non solo hanno bisogno, ma un bisogno estremo, non ne possono fare a meno. Credo che rivalutare e riprendere in considerazione il tema della famiglia sia una sfida fondamentale che non possiamo trascurare assolutamente. Con la terza edizione in partenza, come formazione, enti, istituzioni, quale ruolo dobbiamo assumere? Qual è la nostra responsabilità nel sostenere i giovani e aiutarli a costruire il futuro? Grazie di questa domanda, perché mi sta a cuore raccomandare a me e a tutti gli altri adulti e comunque le istituzioni e tutti, sì, ma gli adulti che accompagnano i giovani, mi sta a cuore raccomandare di scendere dai propri piedistalli, dai propri caderghini, dalle proprie cattedre, scendere e camminare accanto ai giovani. Non solo i giovani ne hanno bisogno, ma se lo meritano. Si meritano di essere considerati soggetti molto attivi e responsabili, capaci. Hanno solamente bisogno di essere presi in considerazione, che sia data loro fiducia e che non si lasciano soli, e quindi hanno bisogno di sentire che possono farcela. Ecco, credo che la cifra della fiducia sia quella che dobbiamo recuperare e rimettere in campo, perché i giovani possono ricevere la nostra fiducia e possiamo fidarci dei giovani. Allora la nostra responsabilità nel sostenere i giovani e aiutarli a costruire il futuro è questo: dare loro fiducia. Poi ci sarà tantissimo altro, ma questo credo sia il punto di partenza, il sine qua non della possibilità di camminare con loro e di costruire il futuro. Grazie a Suor Manuela Robazza per il suo contributo speciale e continuiamo con l'ultima nostra ospite. Un saluto a Gaia Tozzato, allieva del settore moda nella sede Engim di Treviso. Ciao Gaia, allora partiamo dalla tua esperienza personale. Com'è stato partecipare a questa indagine? Ti sei sentita davvero ascoltata oppure l'hai vissuta più come un semplice questionario da compilare? Ciao a tutte e a tutti, sì, sono Gaia e ricordo quando l'anno scorso abbiamo fatto questo questionario e devo dire che inizialmente mi sembrava banale e invece l'ho trovato molto interessante in quanto mi ha fatto riflettere su degli aspetti che spesso per noi ragazzi sono scontati e mi ha fatto molto piacere che tutto il questionario fosse anonimo perché mi sono sentita più libera nel rispondere. Guardando al futuro, anche tu senti un po' di disorientamento come emerso dai risultati dell'indagine oppure hai già le idee chiare, magari anche grazie al tuo percorso formativo? Le esperienze in stage e a scuola mi hanno aiutato moltissimo perché ho avuto la possibilità di vedere tante sfaccettature di quelle che potrebbero essere il mio lavoro, quindi mi portano a capire cosa mi piace, cosa non mi piace e rimango comunque un po' disorientata perché appunto di lavori ce ne sono tanti e adesso come adesso non so precisamente cosa farei. Sicuramente spero di non uscire mai dal settore perché sono convinta che mi piaccia. Con questo podcast vogliamo dare voce proprio a voi allieve e allievi. Secondo te c'è qualcosa a cui come adulti dovremmo prestare più attenzione e che magari oggi ci sfugge? Hai qualche dritta da darci? E secondo me il sistema scolastico ha già fatto dei passi avanti in merito. L'unica cosa che mi sento di aggiungere è che è appunto indispensabile continuare ad ascoltare noi ragazzi perché nonostante la giovane età e la poca esperienza abbiamo anche noi delle idee e dei bisogni che credo sia giusto rispettare. Anche in merito allo stage, che è un passo importante e non sempre è facile, è come entrare in un nuovo mondo, perciò ci sentiamo disorientati, abbiamo bisogno di aiuto.
E inoltre credo che questo migliorerebbe anche il rapporto tra professore e alunno, che è spesso turbolento, e quindi credo in questo. Grazie mille Gaia. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Un grazie speciale al professor Daniele Marini, alla presidente Confap Suor Manuela Robazza e a Gaia Tozzato per essere state e stati qui con noi. Avete ascoltato Giovani e Futuro, il podcast ideato e promosso da Fondazione Engine. Un ringraziamento speciale a chi ha curato il montaggio e l'audio e a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata. I dati e le riflessioni della seconda edizione dell'Osservatorio Giovani e Futuro sono disponibili sul sito engine.org e raccolti nel volume Il futuro è il presente di Daniele Marini, con i contributi di Irene Lovato Menin, padre Antonio Teodoro Lucente e Marco Muzzarelli, edito da Guerini. Vi aspettiamo alla prossima puntata, disponibile sul canale Spotify e sul canale YouTube di Fondazione Engine.